Sapere se l'ULSS 7 abbia adottato un proprio regolamento sull'utilizzo dei canali social media policy, e se il post pubblicato sul profilo Facebook dell'azienda ULSS 7 Pedemontana rientri tra i contenuti ammessi in quanto rientranti nell'attività istituzionale. È il contenuto di un'interrogazione presentata in Consiglio regionale dagli esponenti di Europa Verde, Andrea Zanoni e Renzo Masolo. Tutto parte dal messaggio di auguri pubblicato dall'azienda sanitaria in occasione del 57° compleanno del presidente della regione Luca Zaia. La pagina Facebook dell'ULSS 7 non serve per fare gli auguri di compleanno al presidente Zaia, serve per dare informazioni agli utenti, per spiegare le attività socio-sanitarie dell'ULSS e per essere il più possibile a servizio degli utenti. Difficile dire, proseguono Masolo e Zanoni, quanto i veneti, magari in lista d'attesa per mesi per un controllo medico o mentre attendono in codice bianco di essere visitati presso il pronto soccorso, effettivamente abbiano trovato il tempo per pensare al compleanno del presidente Zaia, ma l'ULSS pensa anche a questo. Abbiamo depositato un'interrogazione per chiedere all'assessore alla sanità quali sono le ULSS che hanno una social media policy, cioè un regolamento che possa ottimizzare il più possibile l'attività dei social aziendali.